Quest'anno, il 19 di luglio, è prevista la presentazione della seconda edizione della Fiera del Tartufo, che viene, diciamo, reiterata proprio in virtù del successo avuto l'anno scorso, con una praticamente partecipazione abbastanza massiccia di persone provenienti da diversi centri della Sardegna. Quest'anno l'amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco, praticamente ha opzionato di fare la location della manifestazione in località Fontane Sarinus, che ben si presta a eventi di questo genere. La saga del Tartufo praticamente viene indetta per la seconda volta anche a seguito, diciamo, delle richieste dei nostri cittadini, che diversi hanno la possibilità di cercare e di coltivare, diciamo, questa attività che dà anche dei risultati abbastanza interessanti a livello, diciamo, di economicità. È prevista quest'anno, come dicevo, la presenza di diverse centinaia di persone provenienti da diverse zone della Sardegna, per cui l'organizzazione praticamente prevede un'affluenza e un'organizzazione degna della manifestazione. Un ringraziamento, se mi consentite, lo farei al Presidente della Proloco e ai suoi componenti, nonché ai nostri assessori, in particolare il Vice Sindaco, che si sono prestati e si prestano affinché questa manifestazione possa ripetere, se non migliorare, diciamo, i risultati ottenuti l'anno scorso. In conclusione faccio un invito e un appello a che la gente possa partecipare in massa a questa manifestazione, che non fosse altro per poter far conoscere alla gente che anche i paesi piccoli interi della Sardegna praticamente possono dare qualcosa ai cittadini e ai turisti che vengono in Sardegna e che vengono a Nuralao in particolare. Allora, la giornata della Fiera del Tartufo prevede questo programma in località Fontane Sarinus, ripeto. Allora, dalle ore 9 ci sarà l'inizio per le escursioni per le cascate di Nuralao, di Sarinus. Dalle ore 10 l'esposizione e la vendita del tartufo e dei prodotti tipici locali. Dalle ore 13 pranzo completo a base di tartufo di Nuralao. La giornata sarà lietata poi infine con intrattenimento musicale, balli, fisarmonica e karaoke per completare la giornata, con la speranza che tutto vada per il meglio. È necessario prenotare per questa giornata? Sì, è necessario prenotare perché si prevede, come dicevo prima, un'affluenza massiccia di persone, per cui è sempre meglio prenotare.